Nuova puntata di Becchiere on Tour, sempre all'insegna delle sorprese, in compagnia di Alberto Dalla Libera. Ciao Grazie Fabrizio. Alberto, di origine fioraio, fiorista, ma di grande passione per il grill, giusto? Barbecue, sì. Bravissimo. Ci troviamo nella Villa Franceschi, una di queste ville meravigliose che si trova nella riviera del Brenta, che va da Venezia a Padova. Questo è il giardino estivo, un relais chateau veramente incantevole, ma mi vedete stranamente già con dei calici in mano. Perché? Perché oggi voglio iniziare questa puntata per celebrare uno dei più grandi vini italiani del mondo. Il vino che ha superato per numeri lo champagne, ovvero il Prosecco. Pensate che questo vino nasce da un vitigno che si chiama Glera, ma per addentrarci ancora meglio nel nome Prosecco bisogna sottolineare che questo nome è stato dettato, anzi è stato riservato da una visione lungimirante dell'allora ministro dell'agricoltura Luca Zaia, che in tempi non sospetti è riuscito a ottenere la riserva di poter chiamare Prosecco solo quando questo viene ottenuto nella regione del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Pensa all'idea Evviva il geniale. Veneto! Assolutamente. Però poi c'è anche, diciamo, un ulteriore approfondimento, perché entriamo nel mondo del Prosecco DOC, che viene ottenuto attraverso 9 province, 4 in Friuli e 5 in Veneto, ma è questo per estendere il territorio. Ma la vera chicca è nell'aver ottenuto anche un'ulteriore icona di questo vino così nobile, che è il Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG, che è solamente prodotto nella provincia di Treviso e che è affiancato anche ad esempio dal Prosecco di Asolo, sempre superiore DOCG. Questo territorio, che si estende per l'appunto fra Conegliano e Valdobbiadene, è un territorio straordinario. Pensa che ha dei terrazzamenti, ha delle colline sinuose, ha tutto ciò che ti fa stare in pace con l'anima e col cuore. Ma è diventato addirittura sito UNESCO. Sai perché? No, perché proprio gli ispettori dell'UNESCO hanno capito che c'era un equilibrio perfetto fra quello che è stato l'uomo, l'insediamento dell'uomo con la natura, lo stato naturale di questo territorio, che è entrato praticamente in simbiosi perfetta, riconoscendo in questo modo questo premio così prestigioso. Io questa cosa non la sapevo. Facciamo un cin quindi alla tua questo vino così importante e nobile. e al Veneto. Detto questo, ti tolgo il vino che finiremo dopo, perché parliamo anche un attimo della ricetta di oggi. Vai. La ricetta è una ricetta classica, è una ricetta importante, è una ricetta che tutti a casa fanno. Prepariamo un hamburger. Un hamburger. hamburger. Allora, Via. parliamo di hamburger. Adesso abbiamo visto questa poesia su questo vino importante. Parliamo di carne. L'hamburger, che te la preparo io. Grazie. Però tu mi spieghi Allora, con cosa lo otteniamo. ho provato un sacco di volte e questa secondo me è la ricetta che a A mio te, gusto certo. piace di più. Quindi un sottofiletto passato al macinino 2 volte, quindi lo hanno tritato 2 volte, e una classica pancetta non affumicata. Perfetto. Proprio perché poi noi andremo al barbecue o magari in piastra piana e prende già quella nota di profumo di fuoco. Allora, tu domandando spessore ti va bene così? Quello spessore va benissimo. Guarda, potremmo anche farne Spessore va due. benissimo. Ci mettiamo un po' di olio in salapetta. Sì, io voglio dirti una cosa, volevo chiederti, questo è quindi il macinato, passato 2 volte a che grana? Diciamo a che filettatura? Questa è una grana molto piccola, infatti se tu guardi... Sarà un 10? Credo proprio di sì. Sì, Se tu deve essere guardi, un grana è una 10. grana veramente molto piccola. Ed è la consistenza giusta, perché poi rimane in piastra, anche bello compatto, nonostante noi non lo stiamo schiacciando. Certo. Perché normalmente gli hamburger vengono pressati. Sempre il mio gusto personale, se rimangono così rimangono belli morbidi, Certo. e rimane anche al palato un gusto di carne, non un gusto, sai, quello classico secco di hamburger che normalmente si mangia. Ecco, fuori. un'altra cosa Alberto, quindi questo abbiamo visto, scamone, sottofiletto, Questo è un sottofiletto, assolutamente. Di Sorana. Questa è o una di- sorana, una sorana? assolutamente una sorana, e la pancetta è la classica pancetta non affumicata. Non Vedete, le affumicata. taguelle abbiamo lasciato anche la cotenna dentro nella parte sopra, Certo. ed è Bella magra, anche ha un questa profumo buonissimo. viene tritata insieme, quindi. Questa viene assolutamente tritata insieme con la stessa grana con cui passiamo alla carne. Ho capito. Il consiglio che vi posso dare io, però non so se rispetta anche i canoni di Alberto, Vai. è far macinare una volta all'inizio questa, poi
aggiungere anche la pancetta per la seconda macinatura, perché altrimenti secondo me si spezzerebbe un po' troppo, ed è bene che questa parte di maiale sia un po' più grossolana, ma vedi, credo che l'abbia fatto il tuo collega, il mio collega macellaio. sei tu, Credo che questo sia l'ideale. Un po' d'olio. Tu invece cosa fai? Allora, noi in questa ricetta utilizzeremo un prodotto veneto che a me piace tantissimo, che è il crudo di Montagnana. Allora, usano tutti il bacon, Sì. e noi invece no. Creeremo una chips di prosciutto crudo al posto del bacon. Ok, Perfetto. quindi lo metteremo nel nostro grill, lavoriamo con gli asparagi Puoi e già io farlo, intanto sai? posso partire. Sì, puoi già dai, partire, io sai esatto. che non sono a casa mia, quindi chiedo il permesso. no? Vai tranquillo, fai parti, perché qui a Villa Franceschi hanno una grande capacità di riuscire, la famiglia dal corso ha la grande qualità di riuscire a farti sentire veramente a casa. E la cucina, fra l'altro, che Remigio riesce ancora a dare qui, è una cucina classica che ricorda veramente la tipica cucina di un tempo, nobile nell'esaltare le materie prime. Io, piastra stracalda, giusto? Perfetto, io vado avanti con gli asparagi intanto, no? Certo. Io mi griglio Allora, gli asparagi. vi dicevo che c'è un mondo che si apre quando si parla di hamburger. A me è piaciuta questa idea di Alberto, perché in effetti lui ha fatto una scelta Coraggiosa? Sì, coraggiosa Coraggiosa? e anche curiosa, perché intanto ha scelto un taglio importante che è per l'appunto il controfiletto, no? Lo scamone. Poi ha scelto la sorana, che sappiamo che è un animale femmina che diciamo supera l'anno ma non ha partorito. Poi la granatura, anche perché è andato a macinarla piuttosto sottile, ma questo è stato molto intelligente, perché mescolando diciamo una tipologia di carne come il bacon, che è piuttosto coriaceo, aveva bisogno di dargli quel mix, quel melange ideale perché le due carni si fondessero in maniera perfetta. Tu Secondo mi me, perdoni se ti giro le spalle. tu vero? Io vai vado tranquillo, avanti. io intanto controllo. Fammi vedere però, guarda, apriti un po'. Ecco, Vai, fammi vedere. perdonami. Quindi hai messo Noi abbiamo messo l'asparago qui. Esattamente, e sopra in cottura in diretta lavoriamo con il prosciutto crudo in modo da ottenere una classica chips. fra l'altro grande scelta, stiamo parlando di prosciutto di Montagnana, icona, un salume che è un'icona gastronomica della regione Veneto, quindi una regione che assolutamente è da visitare, perché Meravigliosa. è strepitosa. La nostra. Io intanto Come stanno venendo? giro, guarda, Guarda che meraviglia. vedete che comunque restano belle compatte, nel senso si spezzano un po', è normale. Proprio perché non le abbiamo pressate, Esatto. no? Sono state pressate poco, non è stato messo né uova né niente altro, e quindi sicuramente un po' si spezzeranno. Poi vedremo anche nella fase di cottura di non stressarle troppo. Senti, mi sto intanto che rosolando tu stai intanto. sistemando queste cose, io quasi quasi vorrei vedere anche gli altri ingredienti. Cosa hai fatto qua? Allora, Tu? noi abbiamo, questa è una chicchetta che ho imparato da un amico che è uno chef e mi fa, ma affettale fine, passale su un bagno di lime. Sono zucchine, Ok, intanto. assolutamente, sì, Zucchine, scusami, sì, sono dimenticavo zucchine, sono perché zucchine. noi non le vediamo. Un po' di pepe e un filo di sale. Certo. L'effetto finale sarà una sorta di agrodolce, tu non so se le hai mai provate, ma No. poi te le faccio assaggiare, sono qualcosa di spettacolare. Si potrebbe aggiungere anche del sale affumicato, visto che noi lì non le abbiamo utilizzate, Certo. ok? Quindi Guarda. abbiamo... Mettiamocelo subito. Vai. Un po' di sale affumicato. Io mi ricontrollo intanto che non andiamo troppo tu avanti. controlla, io intanto tengo d'occhio, Grazie. mescolo un po' le zucchine in questo modo, che è tagliato molto sottilmente, che utilizzeremo da crudo. Come procede? Bene, le chips sono E bellissime. io intanto che controllo le hamburger, sai cosa ti dico? Vai. Alberto, visto che abbiamo parlato di prosecco, abbiamo parlato anche di prosecco superiore conegliano Valdobbiadene di OCG, e quindi ci troviamo nella provincia di Treviso, perché può essere fatto solo in questa provincia, ti porto a fare un giro a Treviso. Va, meraviglia. Treviso intanto è una città spettacolare, non solo per la cittadina che la presenta, ma anche per il suo territorio. È una città che è abbracciata da possenti mura lunghe ben 4 km, con storiche porte decorate, quindi quando entrate già vi sentite insomma accolti in maniera molto maestosa. Magnifica la piazza dei Signori, il cuore cittadino, col suo sontuoso palazzo dei 300 e del palazzo del Podestà, che ospitava la signoria di Treviso.
dominato dall'imponente torre civica di ben 48 metri che sovrasta queste piazze, però il vero gioiello di Treviso è la Loggia dei Cavalieri del 200, in cui si svolgevano gli scambi, i comizi e i giochi di nobiltà. Il Duomo di Treviso è un crogiolo di stili, poi c'è la chiesa gotica di San Francesco, i musei di fama internazionale, veramente che conoscono in tutto il mondo, e tanti altri scorci incantevoli, apprezzati persino da Dante Alighieri, figuriamoci dai turisti moderni, quindi venitela a visitare. Però non c'è solo Treviso, ma ci sono delle cittadine intorno a Treviso molto importanti che devono essere assolutamente visitate. Per esempio Castelfranco Veneto, che è una cittadina murata, incantevole, dove è doveroso far tappa per ammirare innanzitutto il Duomo di San Liberale, che è custode di tesori inestimabili, e poi è depositaria di menti eccelse, da Palma il Giovane a Jacopo da Bassano a Paolo Cagliari, detto il Veronese, nome molto importante. Subito dopo c'è anche Porto Buffolè. Queste sono cittadine che ho visitato, vi consiglio di visitare anche voi, conosciuta fino dall'epoca romana, in cui addentrarsi per scoprire palazzi nobiliari, piazzette, e la casa di Gaia di Camino, signora di Porto Buffolè, politica e poetessa, ricordata perfino da Dante nella Divina Commedia. Lì a ridosso c'è un'altra città che io adoro, che è Oderzo, è l'antica Opitergium, alla cui piazza grande, dalla caratteristica forma a palcoscenico, si affacciano dimore stupende ed il famoso Toresin, il simbolo della città. Direi che queste sono alcune delle cose. Abbiamo visto le colline, abbiamo visto la città di Treviso e avevo visto queste cittadine, ma ce ne sono un'infinità di posti che la provincia di Treviso e soprattutto che Veneto, the land of Venice, vi riserva. Io ho fatto il mio solito escursus. Non ti dispiace, io preparo intanto la base del nostro bun, del nostro panino, certo, con il nostro formaggio muffa blu. Adesso ti faccio vedere. Perfetto. Anche. Facciamo così, non so se guarda. l'hai mai assaggiato, è buonissimo. Te lo recupero, è io te lo metto incantevole. qua. Perfetto. Questo è un trevigiano. Stavamo parlando di Treviso, questo è un trevigiano. Questo perfetto. è l'imbriago. L'imbriago. Famoso formaggio che poi veniva questa forma inserita dentro le viti non torchiate, certo, lasciato per 10 giorni, quindi crea questa sorta di crosta rossa e quindi è un raboso. Questo è un raboso. Io so che ad esempio narra la leggenda che ad esempio durante il periodo di guerra diciamo i maestri caseari nascondevano queste forme proprio nelle vinacce, perché così riuscivano a far sì che non venissero portate via da chi magari faceva loro visite in maniera anche un po' in malo modo. Quindi una tecnica dove si affina l'astuzia per preservare anche una risorsa enogastronomica. Quindi tu stai tagliando questo Io erborinato. sto tagliando questo formaggio. Senti una cosa, io intanto ho sollevato leggermente le due hamburger dal piano, vedi, in questo modo, in modo che stiano al caldo ma non si cucinino. Ma non si cucinino, infatti potete vedere, sono piccoli accorgimenti che si possono fare anche quando si griglia a casa. Le manteniamo in temperatura perché non abbiamo il coperchio, però le solleviamo dal contatto diretto del calore, quindi si temperano per essere preparate poi messe ne fai uno solo? Se ne preferisci ne facciamo ne ho fatti due. Guarda, prepariamo immediatamente anche l'altro. Prendi anche un altro, così lo prepariamo al volo. Intanto che tu tagli il formaggio, io volevo chiederti alcune cose, perché altrimenti ti ascolto. Allora, ho visto che hai dei pomodorini, tu concentrati pure lì, Alberto. Allora, questo formaggio. questo è un semistagionato, è meraviglioso. Poi te lo faccio assaggiare qualcosa di incantevole, veramente incantevole. Lasciamelo a me, tu metti più su, io guardo l'assaggio direttamente al volo. Veramente notevole, notevolissimo direi. Ma sapete che il Veneto è anche una regione dai grandi premi legati anche al mondo caseareo, quindi ci sono grandi sorprese anche nel mondo del formaggio nella regione Veneto. Cosa hai preparato? Allora, questa è una maionese alle erbe, quindi una classica maionese con sedano, carota, cipolla. Qui abbiamo dei pomodorini sott'olio, quindi non è un classico hamburger, attenzione, è una cosa un po' particolare. E qui abbiamo una classica salsa alle erbette, quindi
quella che guardavamo prima, la famosa erba cipollina. Utilizzeremo 2 formaggi come abbiamo detto, che è questo qui, poi l'imbriago e sopra. l'erborinato. Le chips sono già uscite e quindi se poi vuoi guardarle sono meravigliose, danno quel tocco di sapido, sono molto particolari. Io direi che oltre che guardarli assaggio per noi. Assolutamente. Abbiamo i nostri asparagi, qui io purtroppo vado ghiotto e quindi per me è un must. Buonissimo. Ed è... Io comincio. Sì, vai pure. Devo dire che il prosciutto di Montagnana ha questa caratteristica di non essere troppo salato, stagionato con un equilibrio perfetto e secondo me incarna perfettamente questa combinazione con l'hamburger. Gli hamburger sono pronti, mi dicevi? E allora possiamo anche impiantare, via. Andiamo, quindi hai appena scottato il pane. Mi servirebbe la cosa, scusa, hai bisogno di un secondo. Tieni. Grazie mille, gentilissimo. Questo. Ne appoggiamo uno, allora questo va bene, se no impalliamo, ecco qua, mettilo qua. Oh, scusami, eccolo qua. Uè. Così rivediamo, tanto vedete allora, si è leggermente sciolto. Il pane, io non utilizzo scaldarlo molto, alcuni lo lasciano lì per molto tempo, a me piace che rimanga caldo e comunque si senti rimane bello croccante. Perfetto. Questo lo lascio a te. Bene. Allora, prima cosa da mettere? l'hamburger. Bene. È il re del nostro Quindi piatto. una. Ne scegli uno, assolutamente. E adesso questo invece 2. Andiamo al secondo, perfetto. Bene. Abbiamo i nostri asparagi, adesso io questi qua, con la scusa che poi ne abbiamo preparati 2, ne tagliamo 2. Certo. Mi servirebbe un coltello sotto mano. Tieni il mio coltello. Oh, grazie. Intanto io ti ascolto, non è che non ti ascolto, però intanto approfitto, perché visto che oggi abbiamo voluto veramente dedicare la puntata interamente al Veneto, quindi al Land of the Venice, visto che oggi abbiamo voluto dedicare la puntata interamente, totalmente al Veneto, anche con i suoi vini. Ah, guarda, io ho già Spettacolo. ho iniziato a stappare senza togliere, vedi che si vede che non è che sono un sommelier, però sono tutte cose nate in diretta. Stappiamo in questo modo e questo è un gran vino, questo è un Amarone, quindi è un grande vino che sicuramente farà grande onore a questo hamburger, anche perché l'Amarone comunque è uno di quei vini che secondo me rappresenta in maniera eccellente, sublime, sempre la regione Veneto. Un Amarone particolare, io te lo vado a versare. Grazie. Anche così. Io intanto vado avanti, sai Fabrizio? Certo. E abbiamo quasi Si potrebbe anche quasi finito. affinare, nel senso mettere nel decanter, ma noi lo andiamo a servire direttamente. Allora, fammi vedere, tu hai già messo. Quindi. Allora, adesso siamo passati con questa sorta di maionese alle erbette che dicevamo prima, ok, che alle verdure una sorta di salsa tartara, sai, la classica. Passiamo con pomodorini secchi, andiamo con le zucchine. Ok, io vado, sai sì. che... Intanto, Amarone, ci troviamo nella Val Policella, quindi nella provincia di Verona, anche questa zona incantevole. Viene creato da 3 tipologie di vitigni, il Corvina, il Corvinone e la Rondinella. È un vino rosso, ovviamente, che ha un colore particolare, un colore granata, amaranto, lo chiamano, è un vino molto pregiato, famosissimo nel mondo. Il suo sentore è dettato dalla frutta matura e dalla confettura tipo amarena e lamponi, ma soprattutto dovete sapere che l'Amarone ha un protocollo da rispettare, quindi l'Amarone che non è riserva può essere così venduto o acquistato o comunque degustato dopo 2 anni che è stato vinificato, quindi è stato vendemmiato, vinificato e segue il protocollo, mentre dopo 4 anni si chiama Amarone riserva. Quindi anche qui abbiamo 2 sfaccettature per avere sempre lo stesso tipo di vino che però ha 2 inclinazioni, 2 personalità leggermente diverse. Allora, io ho assolutamente finito. Zucchine, Assolutamente sì. pomodorini. Sì, abbiamo le 2 salse C'è che messo dicevamo anche prima. dell'insalata. Una leggera, una fogliolina di insalata iceberg per dare quel senso di croccantezza e manca l'ultimo ingrediente, l'ultimo tocco e abbiamo assolutamente finito. Quindi le mie adorate perle di aceto balsamico. Queste sono una tua debolezza. Sì, non posso farci niente, cioè non posso assolutamente farci Bravo, niente, nessuno bravo, può Alberto. rinunciare a qualcosa. Senti, ma se uno non ha le perle di aceto balsamico, ci può mettere anche 2 gocce di aceto Ma balsamico? assolutamente sì. Quindi Magari a casa ridotto che diventa... Ecco. Guarda, sai cosa facciamo, Alberto? Guarda, non esagerare, perfetto. Guarda, non voglio neanche... Voglio fare una cosa, le metto
al centro del tavolo. Libero il tutto. Sai cosa facciamo? Sai che abbiamo dimenticato il nostro formaggione? Ah, ecco, vedi che mancava un ingrediente. Meno male che mi mancava l'ultima chips perché l'avevo vista. Meno male che... Allora, andiamo a tagliarlo molto sottile. Scusa il silenzio, ma è un'operazione molto delicata. Di sicuro non si può dire che a questo hamburger manchi qualche ingrediente. Siamo partiti dalla carne di Sorana con il bacon, diciamo crudo, di maiale. Ci abbiamo messo una serie di ingredienti che incarnano anche le grandi peculiarità enogastronomiche del Veneto. Io non lo chiuderei neanche. Sai cosa facciamo? Guarda, li appoggiamo così perché meritano di essere visti da casa. E invece faccio l'onore di un bicchiere di Amarone. Grazie a te, Alberto. Ma figurati, è sempre un piacere. Per averci dato spunto su come fare un hamburger creativo, restando anche in un territorio ricco di risorse enogastronomiche, ma soprattutto anche ricco di grandi prodotti enologici. Sperando di avervi lasciato un ricordo e delle immagini e soprattutto aver fatto un escursus su una regione così bella che è il Veneto, affinché un giorno veniate qui per assaporare le nostre grandi prelibatezze, assolutamente, i nostri grandi vini e visitare i nostri luoghi. Venite in Veneto. Ci vediamo alla prossima. Cin cin. Alla tua. Ciao.